Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Palermo è mistero sulla donna trovata morta in casa. Indagato il marito, per i familiari non è morte naturale, disposta l'autopsia. Giovani e violenza. Dopo l'ultimo accoltellamento il procuratore di Gela lancia un allarme. Fare sgorgare il sangue, dice ai nostri microfoni, è diventato l'unico modo per affermarsi. A Forza d'Agro, nel Messinese, 96 trasferimenti di residenza sospetti poco prima delle elezioni del 2024 portano a 5 arresti tra sindaco, consiglieri e vigili, 67 gli indagati. Un nuovo arresto nell'inchiesta su mafia e appalti a Palermo. In manetta il funzionario regionale Francesco Mangiapane per tangenti legate anche a soggetti vicini a Matteo Messina Denaro. Catania, Sicilia 24, il procuratore capo Francesco Curcio, il politico dice vuole gestire i flussi economici. Truffa su fondi europei per la ricerca, 23 indagati a Palermo, la procura europea ipotizza frode e falsi nei progetti universitari, respinti gli arresti dal GIP per la distanza dei fatti al 2024, ma i PM ricorrono al riesame. Il calcio, il Catania punta a blindare il secondo posto e a prepararsi al meglio ai play-off, decisive le gare con Picerno e Crotone. Ben trovati, c'è mistero sulla morte di una cinquantenne che è stata trovata senza vita in casa sua a Palermo. È stata disposta l'autopsia ed è anche stato indagato il marito. Il rinvenimento del cadavere di Gerda Caruso risale a sabato 25 marzo in via Maccionello. A scoprirlo il coniuge, che è tornato a casa a controllare la situazione perché non riusciva a mettersi in contatto con la moglie. Ma sentiamo Marco Gullà. Sarebbe stata trovata morta in casa, distesa per terra, accanto al letto, e nulla, per il momento, farebbe pensare a un delitto, ma secondo la madre della vittima non si tratterebbe di un decesso per cause naturali. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Gerda Caruso, 50 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato scorso nell'appartamento di via Maccionello a Palermo, a 2 passi dall'ospedale Cervello, in cui abitava con il marito, un uomo di 46 anni, Giuseppe Greco, attualmente unico indagato per omicidio preterintenzionale, è il figlio. I fatti risalgono allo scorso 25 marzo. La donna, secondo una prima ricostruzione, era nell'appartamento insieme al figlio appena adolescente. A rinvenire il cadavere sarebbe stato però il marito, un autotrasportatore sempre in giro alla guida di un tir che nelle ore precedenti aveva provato a chiamare la donna senza ricevere alcuna risposta. Insospettito dalla situazione, l'uomo avrebbe deciso di tornare a casa per controllare se ci fossero problemi. Una volta varcato l'ingresso, la macabra scoperta. Un vicino di casa e familiare della vittima ai nostri microfoni parla così. Cioè, non ci vedo niente di anormale, diciamo. Questi rapporti come sono, come erano? Per me normali. Il bambino è tenuto benissimo. Sapete che il bambino... Per i genitori della donna, che non avrebbero avuto mai dei rapporti idilliaci con il genero, qualcuno potrebbe aver ucciso Gerda facendo in modo che nessuno potesse pensare a un omicidio. Ignoto al momento l'eventuale movente. Non più casi isolati, ma un fenomeno stabile. All'indomani dell'ennesimo episodio di violenza, il procuratore di Gela, Salvatore Vella, torna a denunciare la crescente diffusione delle armi tra i giovani e lancia un appello al territorio. Lo ha raccolto Gerry Italia. Dopo l'accoltellamento di lunedì sera e l'arresto lampo dell'accoltellatore, il procuratore capo Salvatore Vella torna a lanciare l'allarme sulla violenza tra i giovani, indicando con chiarezza un cambiamento profondo. Oggi anche le liti più banali rischiano di trasformarsi in aggressioni armate, non più un episodio isolato, ma il segnale di una deriva ormai strutturale. Non si tratta più di emergenze episodiche, i casi registrati negli ultimi mesi raccontano un'escalation costante, un dato che preoccupa soprattutto per la rapidità con cui le situazioni degenerano. Pochi secondi, una discussione, si passa alla violenza. Un salto che, sottolinea la procura, segna un cambiamento culturale prima ancora che criminale. Continua a sembrare che nel caso in cui avvenga una lite l'unico strumento per affermare la propria persona o il rispetto del proprio onore sia fare sgorgare il sangue. Questo è una situazione che va oltre, diciamo, quello che può essere consentito in una realtà
produttiva, viva, socialmente viva, appunto come Gela. Da qui l'appello: non basta l'azione delle forze dell'ordine, serve una risposta più ampia che coinvolga famiglie, scuole e tutte le agenzie educative. Fare rete, prevenire e intervenire prima che il conflitto esploda. Se avete amici che vanno in giro armati anche soltanto di un coltello, ditegli che è una stupidaggine, perché da una semplice lite si può arrivare ad un omicidio, quindi ad una vita che si perde, o a una vita che si perde in carcere, perché se ammazzi qualcuno con un coltello rischi seriamente l'ergastolo, quindi di andare in carcere e non uscire più a 20 anni. A Forza d'Agro, siamo nel Messinese, sono finiti ai domiciliari 5, tra i quali anche il sindaco e un consigliere comunale. Si tratta di un'inchiesta su trasferimenti fittizi di residenza nel piccolo comune a ridosso delle elezioni del 2024. Ci sono ben 67 persone coinvolte, ma ci spiega tutto Francesco Triolo. Quei 96 trasferimenti di residenza proprio in prossimità delle elezioni amministrative del 2024 in un piccolo paese come Forza d'Agro che conta appena 835 abitanti non erano passate inosservate. Trasferimenti in alcuni casi avvenuti appena in tempo rispetto ai 45 giorni necessari prima delle elezioni. L'inchiesta avviata dalla Procura di Messina dopo una segnalazione di anomalie ha portato questa mattina a 5 ordinanze cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla falsità del pubblico ufficiale in atti pubblici. Ai domiciliari sono finiti il sindaco di Forza d'Agro, Bruno Miliadò, un consigliere comunale, un agente e un ausiliare del traffico della polizia municipale ed è stato disposto il divieto di dimora a carico di un altro consigliere comunale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le indagini avrebbero fatto emergere l'esistenza di un presunto sodalizio criminale dedito alla produzione di falsi atti pubblici, in particolare attestazioni di residenza fittizie, un sistema che sempre, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato finalizzato a influenzare le consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno del 2024 per il rinnovo del Consiglio Comunale alla carica di sindaco di Forza d'Agro. Sono coinvolte anche altre 67 persone per avere concorso a formare falsi verbali di accertamento di iscrizione anagrafica con false dichiarazioni di dimora abituale, così da poter votare in quel comune. Dalle indagini è emerso come la residenza era attestata in immobili inesistenti, disabitati e in disuso, in alcuni casi nelle camere di 2 alberghi riconducibili al sindaco ed ad uno dei consiglieri comunali indagati, e in un caso anche in uno stabilimento balneare della frazione Fondacoparrino. False sono risultate 59 richieste su 96. In quelle elezioni, dove votarono 673 aventi diritto, Miliadò vinse con uno scarto di 30 voti, mentre la lista che lo sosteneva si è affermata con 40 preferenze di scarto. Si allarga l'inchiesta tra mafia e appalti pubblici. È stato arrestato un altro funzionario regionale. Si tratta di Francesco Mangiapane. Per l'accusa ha intascato una tangente da 10.000 euro per un appalto a Castelvetrano. Emanuela Corsi. Si allarga l'inchiesta su mafia e appalti pubblici della Procura di Palermo con l'arresto per corruzione di un altro funzionario regionale. Il nome è quello di Francesco Mangiapane, direttore dei lavori dell'appalto per il dragaggio del porticciolo di Marinella di Selinunte a Castelvetrano e il trasporto in discarica della posidonia raccolta e stoccata nell'area del polo tecnologico di Contrada Airone. Quest'ultimo dato in subappalto a Giovanni Filardo, cugino del boss Matteo Messina Denaro, già condannato per mafia. Obbligo di firma e interdizione dall'attività di impresa per un anno per l'imprenditore barcellonese Giovanni Aveni, che grazie alla sua parziale collaborazione ha ottenuto una misura cautelare meno afflittiva. Secondo la ricostruzione della procura, Aveni ha consegnato 10.000 euro in contanti sia a Mangiapane che al dirigente dell'assessorato alle infrastrutture Giancarlo Teresi, arrestato nelle scorse settimane assieme al boss di Favara Carmelo Vetro. Aveni ha ammesso di aver pagato le tangenti a fronte di esplicite richieste per evitare problemi al cantiere. Mangiapane ha respinto le accuse, ma per il GIP le sue dichiarazioni non appaiono convincenti, soprattutto alla luce delle intercettazioni dei contatti con Filardo, come detto cugino di Messina Denaro. Intanto Teresi e Vetro restano in carcere. Ieri il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalle difese per la revoca delle misure restrittive. E sul rapporto mafia e politica abbiamo sentito il procuratore di Catania, il procuratore capo Francesco Curcio. Il politico ha detto vuole il potere e lo gestisce con i voti per gestire i flussi economici. Ma sentiamo uno stralcio della lunga intervista che vi proporremo anche nelle altre edizioni dei nostri telegiornali, realizzata da Lorena Dolci.
In questo connubio con la politica come si è andato evolvendo negli ultimi anni? La mafia diventa sempre più colletto bianco, non ha più bisogno di corrompere i politici perché sono, diciamo, una loro stessa emanazione. Ma esiste, per così dire, una forma di corruzione, se vogliamo, che è quella elettorale. E cioè il politico cosa vuole? Più che i soldi, vuole il potere, vuole gestire i flussi economici. Da qui poi può trarne anche dei vantaggi personali. Ma quello che gli interessa è occupare una postazione dalla quale gestisce i flussi economici che vengono dalla regione, che vengono dall'Unione Europea, che vengono dallo Stato italiano. E per poterlo fare che cosa ha bisogno? Di voti. Ora mi dirà lei, ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi. Perché se lei sposta il 5% da una parte o dall'altra vuol dire che poi sposta in realtà il 10% e quindi chi ha il 41 avrà il 51 delle preferenze, non so se sono stato chiaro, quindi ha un ruolo fondamentale in questa logica, per cui e qui è il peccato della politica, cioè che aspetta che i magistrati facciano le indagini e facciano la condanna definitiva, abbiano la condanna definitiva, ma non è che voglio dire è un diritto assoluto quello di fare il sindaco, si fa fare il sindaco alle persone che non risultano specchiate anche all'esterno, quindi le mele marce andrebbero allontanate fin da subito, al sorgere del primo sospetto. Truffa sui fondi europei nell'ambito della ricerca farmaceutica universitaria. Sono 23 gli indagati a Palermo, fra professori appunto universitari, ricercatori e imprenditori, ma il GIP ha respinto la richiesta di arresto per 17 di loro perché i fatti sono troppo lontani nel tempo. Maglio Viola. Truffa aggravata e falso materiale nell'ambito dell'uso dei fondi europei per la ricerca. Con queste accuse la Procura europea indaga a Palermo su 23 fra professori universitari, ricercatori ed imprenditori. L'inchiesta riguarda il progetto di ricerca BITOS e nasce dalle dichiarazioni di 2 ricercatori che hanno raccontato agli inquirenti come alcuni professori siano stati pagati senza aver mai contribuito e come siano state rendicontate spese per materiali e acquisti di attrezzature mai realizzati grazie ad accordi fra professori e imprenditori. Il progetto BITOS è una ricerca nel campo delle tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Indagando sulle attività del Dipartimento dell'Università di Palermo, diretto dal professor Vincenzo Arizza, i PM Geri Ferrara e Amelia Luise si sarebbero poi imbattuti anche in altri progetti come la ricerca Smiling. Nel mirino della Procura anche Antonino Fabrizio, amministratore e titolare di fatto dell'Associazione Progetto Giovani e dell'Associazione Più Servizi Sicilia. La truffa ipotizzata risale agli anni fra il 2018 e il 2023. A dicembre del 2024 la Procura europea avanzò al GIP 17 richieste di arresto, tutte respinte dallo stesso GIP lo scorso 6 febbraio. Per il magistrato a impedire l'applicazione dei provvedimenti cautelari sarebbe la risalenza nel tempo delle condotte, troppo dunque il tempo trascorso dalla commissione dei reati perché possano configurarsi i motivi di arresto. Gli indagati hanno già reso gli interrogatori preventivi e adesso la Procura ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP. A Catania un 29enne è stato arrestato per tentata estorsione, ha minacciato di morte un suo collega posteggiatore abusivo sul lungomare di Ognina perché secondo lui aveva invaso la sua zona di competenza e si era rifiutato di consegnare l'incasso, 5 euro. Nel Borgo Marinaro, lo ricordiamo, il 30 maggio dello scorso anno un parcheggiatore abusivo ha ucciso il pasticcere Santo Re. E arriva l'emendamento Salva Ristori per sbloccare gli aiuti bloccati dopo lo scontro tra governo e Sicilia. Restano polemiche sui ritardi e sul perché si sia intervenuti solo adesso. Eva Spampinato. Arriva adesso, ma viene da chiedersi perché non prima. L'emendamento Salva Ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry spunta solo pochi giorni dopo lo scontro tra governo nazionale e regione Sicilia. Ma già 45 giorni fa INPS e Ministero dell'Economia avevano segnalato la potenziale incostituzionalità della norma siciliana. Un tempo utile dunque per scrivere l'emendamento, ovvero la modifica di un testo normativo, e non far partire né l'impugnativa né le polemiche. Una coincidenza certo che fa discutere. Ma qualcosa si è inceppato. La Regione ha promesso e già erogato oltre 40 milioni di euro alle imprese colpite dal ciclone Harry, ma il governo nazionale ha impugnato la legge regionale. Il nodo, una deroga al DURC, il documento che certifica la regolarità contributiva delle imprese.
Da Roma si parla di problema tecnico. Il presidente della regione Schifani rassicura si risolve tutto con un emendamento nazionale. Emendamento che arriva con le firme dei ministri Calderone e Musumeci. In pratica una sanatoria che permetterà alle aziende di ottenere comunque gli aiuti. Ma le opposizioni attaccano e parlano di ritardi evitabili, se non addirittura di tensioni politiche. Il dubbio resta, perché aspettare più di un mese per intervenire? E poi i famosi centinaia di milioni di ristori per Erri e Niscemi promessi da Palazzo Chigi? 3 deputati del gruppo Sud Chiama Nord, De Luca, Sciotto e Lombardo, hanno rassegnato le dimissioni dall'Assemblea regionale siciliana. Vogliono lo scioglimento dell'Assemblea regionale, raccogliendo 36 firme dei deputati stessi. Secondo lo statuto, infatti, le dimissioni della metà più uno dei deputati regionali porterebbe automaticamente allo scioglimento anticipato dell'Assemblea e al ritorno alle urne. Restiamo ai temi della politica con Giuseppe Conte che oggi ha reso una conferenza stampa a Palermo. Tra le dichiarazioni il dito puntato contro il governo regionale. Ha detto il governo in Sicilia deve andare a casa, uno stralcio del suo intervento di oggi. Sentiamo. La questione siciliana e la questione italiana. Questa giunta oggi deve andare a casa, se ha dignità politica, se ha un senso ancora residuo di responsabilità, deve andare a casa e deve consentire ai cittadini di questa comunità siciliana di potersi esprimere nuovamente. Sono tanti i segnali di inefficienza. Io sono rimasto anche particolarmente colpito quando ho visto che per rispondere ai deliri di chi vuole in questo momento si è buttato avanti per costruire un ponte sullo stretto, quando le infrastrutture viarie, ferroviarie qui in Sicilia non funzionano ancora, richiedono ancora tantissimi investimenti, è arrivato sinanche a sottrarre, a drenare risorse, i fondi di coesione. E se tu mi togli quei fondi per colmare le diseguaglianze economiche e sociali e li butti in un progetto che la Corte dei Conti ti ha bocciato, allora vuol dire che veramente dai uno schiaffo a un'intera comunità. È stato consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione della costa agrigentina e di Favara, un'opera strategica costata 18 milioni di euro che migliora la qualità delle acque e tutela l'ambiente. Davide Sardo. Un'opera attesa e importante per l'ambiente. Consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione al servizio della costa agrigentina e del comune di Favara. Un investimento di circa 18 milioni di euro per una struttura moderna. L'impianto servirà oltre 60.000 abitanti tra Villaggio Mosè, San Leone, Canatello e le zone balneari. L'opera è stata realizzata dal commissario straordinario per la depurazione nell'ambito degli interventi per migliorare il sistema idrico e ambientale del territorio. Si tratta di un sistema all'avanguardia progettato per migliorare la qualità delle acque e ridurre l'impatto sull'ambiente. Realizzato vicino al fiume Naro, il nuovo impianto sostituisce e integra i vecchi sistemi. Utilizza tecnologie avanzate, tra cui il trattamento biologico MBR, insieme a processi di disinfezione e deodorizzazione. Un'infrastruttura fondamentale che consente al territorio di raggiungere standard più alti nella tutela ambientale. Completata anche la messa in sicurezza del fiume Naro per garantire maggiore protezione all'impianto e all'intera area. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torneremo tra poco per sentire le voci di grande delusione per l'ennesimo fallimento della nazionale italiana di calcio che per la terza volta consecutiva non sarà ai mondiali. Siamo tornati in studio, una notizia dell'ultima ora, è stato eseguito un fermo nei confronti di Coppicar Mark Raviskiran, che è promotore di una comunità gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dei minori. Nei giorni scorsi avevamo appunto raccontato il caso di quest'uomo che era stato un po' definito come un santone rispetto a questa comunità
comunità di Cefalù. Ulteriori dettagli su questa notizia naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Come avevo detto prima della pausa, adesso andiamo a sentire le voci dei tifosi, ma in generale degli appassionati che avrebbero tanto voluto seguire i campionati del mondo di calcio con Dentro l'Italia. Purtroppo questo non sarà ancora una volta possibile, perché l'Italia è stata eliminata proprio ieri sera in una partita davvero vibrante. Ma sentiamo le voci raccolte da Tonino De Mana. Ma come si fa adesso senza mondiale? Senza mondiale è veramente una iettatura, un disastro. Dramma, fallimento, disastro e poi un eloquente e significativo tutti a casa. Il day after di Bosnia-Italia è un concentrato di rabbia e frustrazione. Sì, perché la nazionale, 4 titoli continentali vinti, guarderà in TV i mondiali, esclusa per la terza volta consecutiva. Fatali l'espulsione di Bastoni, gli errori di Ken, Pio Esposito e Di Marco e la lotteria dei rigori. Palpabile e comprensibile la delusione. L'immagine simbolo è questo scudettino dell'Italia, manca tutto, ma cosa manca? Manca tutte cose, la presidenza, tutte cose. I tuoi figli quanti anni hanno? Uno 8 e uno 1 anno e mezzo. Quello di 8 non ha visto un mondiale? Mai niente. Fosse l'europeo se lo ricorda, avevo 4 anni bambino. Che stai guardando e riguardando il rigore di Esposito? No, io non lo sto riguardando perché l'Italia ha fatto schifo ieri sera. Tu cosa ne pensi che non sia mai mondiale? Ma non sa manco cos'è il mondiale, non ha mai visto i mondiali. Lo sai cos'è, che non l'hai mai visti perché non ci siamo mai qualificati. Umore nero per gli sportivi. Questa edicolante racchiude il pensiero di migliaia di italiani. La vittoria avrebbe incrementato sicuramente la voglia di comprarlo, anche perché sarebbe stato quasi un numero da collezione, visto che è la terza volta che non ci andiamo. Se andrà bene, se ne riparlerà tra 4 anni. Siamo fuori dal mondo, ma c'è chi si consola. Quanta rabbia c'è per l'eliminazione? Poca, perché non seguo il calcio, preferisco il rugby. Il rugby, la pallavolo, Sinner, Kimi Antonelli. Per fortuna c'è un'altra Italia, giovane, ambiziosa e vincente. Consoliamoci così, intanto andiamo ad Acireale con il premio Continella. Si è conclusa la rassegna a marzo, il mese della cultura. Protagonista dell'ultimo incontro il limone tra storia, arte e cultura. Orazio Longo. Il limone non solo come prodotto agricolo ma come simbolo identitario del territorio. Con il premio Continella ad Acireale si è conclusa la rassegna marzo, il mese della cultura. Focus della tavola rotonda, quello di riportare al centro del dibattito il valore storico dell'agrumicoltura e il suo contributo per la crescita della città, un tempo conosciuta come la Riviera dei Limoni. Tante attività di interesse scientifico e non soltanto hanno riportato l'interesse verso questa coltura per cercare di mantenere la produzione, mantenere un paesaggio che ha fatto sì che la città di Acireale fosse identificata come la Riviera dei Limoni e che questo paesaggio possa essere mantenuto, e lo sarà soltanto se anche da un punto di vista economico questo limone continuerà a dare reddito agli agricoltori. Consegnato il premio Continella al professor Giuseppe Barbera, docente di colture arboree dell'Università di Palermo. Finalmente, lentamente, ma ci siamo arrivati, devo dire, e abbiamo capito che la grande carta da giocare adesso per la limonicoltura, ma lo stesso discorso vale per il mandarino, per l'arancio, per gli agrumi siciliani, giocarci non soltanto la qualità di cui siamo assolutamente capaci, ma anche questa storia che abbiamo alle spalle. Marzo, il mese della cultura, è stato un percorso articolato che per tutto il mese ha offerto momenti di approfondimento con incontri e riflessioni dalla letteratura al cinema, alla musica, all'attualità. Adesso ci fermiamo ancora una volta e subito dopo il calcio con il Catania, con il che ha il pensiero. La prossima gara, quella di lunedì di Pasqua contro il Picerno. Siamo al calcio con il Catania che cerca la matematica certezza del secondo posto in classifica per poi prepararsi ai play-off. Forte accelera, ma difficilmente verrà rischiato per lunedì. Marco Carli.
Se non è già centrato, poco ci manca. Il secondo posto, abbondantemente blindato con la vittoria di Latina e i risultati delle avversarie dirette dell'ultimo turno, ha bisogno della matematica. E anche per avere o rendere più vicino il conforto definitivo dei numeri, i 3 punti con il Picerno lunedì sarebbero importanti, oltre che per dare seguito ai progressi evidenziati dal Catania, soprattutto nella prima metà del secondo tempo del Francioni, quando i rossazzurri sono stati i padroni del campo. Viali lavora proprio per questo. Il macro obiettivo l'ha definito, la fase offensiva. Fare apprendere i concetti è il tema dominante, è, se vogliamo, il motivo preponderante per cui l'allenatore è stato scelto. Un altro obiettivo è il recupero dei giocatori che possono fare la differenza. Ciccarelli continua ad aumentare il minutaggio, Forte sta accelerando, ma è molto difficile che venga rischiato per la partita con il Picerno. Dunque Caturano e Lunetta si divideranno ancora il peso dell'attacco, supportati dal ritrovato Bruzzaniti, da D'Ausilio e Jimenez, oltre che appunto da Ciccarelli. Intanto aumentano le rotazioni dietro, con Carnielutti che con la difesa a 4 può tornare protagonista, e al centro in cui Di Noia può dare un aiuto consistente. 2 partite, 2 lunedì con Picerno e Crotone per definire anche matematicamente la posizione in classifica, e poi un mese per presentarsi al meglio ai playoff. È l'obiettivo. Il Catania ci sta già lavorando. E prima di salutarvi vi invito a rimanere con noi, perché tra pochissimo, subito dopo la sigla del nostro telegiornale, ci sarà il consueto appuntamento del mercoledì con l'amministrazione comunale. Oggi ci sarà l'appuntamento con il vice sindaco di Catania, Massimo Pesce, che sarà in studio con il nostro direttore Michele Cucuzza, pronto a rispondere anche a tutte le vostre domande, che potranno arrivare con un messaggio di testo al 342 74 55 005. Dunque l'appuntamento tra poco. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19.